Beh, oggi è stato un piacere rappresentare l'Abruzzo, il consorzio, per portare qui a Gardan, in questa manifestazione Spumante Italia, il metodo classico abruzzese, rappresentato da 5 aziende. È la dimostrazione che l'Abruzzo da un punto di vista enologico è cresciuto moltissimo. Parlare oggi di spumante metodo classico in Abruzzo e portarlo in una vetrina così importante è motivo di grande orgoglio, soprattutto perché siamo giovanissimi sotto questo punto di vista, ma soprattutto perché vuol dire che è una regione che può crescere molto, ha potenzialità, dove il territorio ha grande vocazione, i nostri vitigni territoriali sono oggi importantissimi, sono la spina dorsale di questi vini, anche se abbiamo sentito delle versioni con Pinot Nero e Chardonnay che sono anch'esse state molto apprezzate. Quindi abbiamo oggi un ventaglio di produttori, di enologi che sta lavorando al meglio per portare in alto il nome dell'Abruzzo anche in una versione, con dei vini a mio avviso particolari, speciali come i vini spumanti metodo classico. I vini abruzzesi sono Pecorino e Passini, abbiamo sentito due versioni con base pecorino e anche questi sono stati molto apprezzati, ma teniamo presente che il pecorino in questo momento è il nostro bianco, che è il nostro portabandiera per quanto riguarda i vini bianchi. Chiaramente il Trebbiano è stato affiancato al pecorino che sta andando molto bene sia nel campo nazionale che internazionale.